Buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento con la nostra rassegna stampa, che oggi pronti a sfogliare i quotidiani regionali e nazionali per approfondire le notizie delle ultime ore. Ovviamente si parlerà molto in tutti i giornali del caso dell'omicidio del sedicenne di Capizzi, a Capizzi nel Messinese, sui Nebrodi, insomma una notizia che ha sconvolto non solo la comunità locale ma che ha fatto riflettere un po' tutto il paese. Poi le notizie di politica internazionale, troveremo in pagina l'idea di Trump di comunque agire in Venezuela contro i narcos venezuelani, capi della droga, la questione che riguarda la politica nazionale con lo scontro in atto sulla riforma della giustizia e la preparazione dei comitati per il referendum, favorevoli o contrari alla riforma, e poi troveremo anche trasversalmente le notizie di sport e di calcio. Oggi, essendo lunedì, insomma, si è conclusa, anzi si deve concludere, ma si sono giocate gran parte delle partite del campionato di Serie A, di tutti i campionati, in realtà anche di Serie C, che riguardano appunto le siciliane, quindi vedremo un po' tra i quotidiani, il tempo a nostra disposizione ce lo concederà, cosa ci dicono. Partiamo dalla cronaca nazionale, partiamo dal Corriere della Sera con le notizie appunto che troviamo in prima pagina. Venezuela, Trump va avanti, la Casa Bianca convinta ad attaccare i narcos, il video delle esercitazioni dei Marines a Porto Rico, la Casa Bianca che risponde anche alle questioni di merito e dice: per questi raid non serve il sì del Congresso, il ruolo della CIA e i piani contro Maduro, tutto spiegato all'interno del quotidiano. Giustizia, taglio alto, il referendum agita le coalizioni, Nordio, molte toghe a favore del sorteggio, il referendum alla giustizia agita le acque nella maggioranza e nell'opposizione, fremono in Fratelli d'Italia, in Forza Italia, scusate, meno gli alleati che non vogliono personalizzare la campagna elettorale, e se Elly Schlein vorrebbe un maxi comitato per il no, tra gli alleati risulta difficile trovare una strategia unica. Intanto il ministro rilancia, molte toghe sono favorevoli al sorteggio. C'è anche ovviamente un riferimento alla cronaca: Giuseppe e Pasquale uccisi per sbaglio, due ragazzi uccisi per errore, tragica fatalità ieri nelle due notizie di sangue, spari a Messina e spari a Napoli, morti un sedicenne e un diciottenne. Uno per scambio di persona, nel Messinese a Capizzi, Giuseppe, 16 anni studente, è stato ucciso davanti a un bar. Bosco Reale a Napoli, Pasquale, operaio di 18 anni, è stato colpito in strada, e queste le foto delle due vittime. Andiamo a vedere un altro quotidiano, La Repubblica. Ucraina e Venezuela, duello Putin-Trump, Mosca spinge l'offensiva a Kiev ed è pronta a inviare missili a Maduro, venti di guerra a Caracas, gli Stati Uniti simulano lo sbarco dei Marine. Tensione tra i due fronti di Donald Trump e Vladimir Putin. In Ucraina Mosca intensifica gli attacchi e fa sapere l'incontro tra i due presidenti per ora non è necessario. Nei Caraibi gli Stati Uniti fanno esercitazioni con i Marines, mentre la Russia è pronta ad aiutare il Venezuela. Tra l'altro proprio Maduro aveva chiesto l'aiuto di Putin. La questione di report e dell'autority della privacy, Ghiglia chiede lo stop di report, a Ranucci un gesto gravissimo, ieri è andata comunque in onda la puntata di report. E poi di spalla il trionfo di Sinner, che vince a Parigi e torna numero 1 al mondo, quindi la notizia che di tennis, che riguarda ovviamente il nostro paese protagonista ancora una volta nel tennis mondiale. Andiamo a vedere la stampa, sì agli sfratti. Qui siamo sulla manovra, perché il governo studia un decreto per cui chi non paga l'affitto per 2 mesi dovrà andare fuori di casa entro 2 settimane. È un modo per liberare gli appartamenti, per rimetterli a reddito, quindi per favorire i legittimi proprietari di casa. Il piano del governo, Ghiglia prova invece, qua è la questione del report, prova a fermare il report, Ranucci vogliono metterci il bavaglio. Ancora il ritorno del numero 1, questo è Sinner, impegnato nella battuta.
Cambiamo quotidiano e andiamo sui quotidiani del gruppo Quotidiano Nazionale. Questo è il Resto del Carlino, insomma il Giorno e La Nazione titolano uguale, ammazzati per errore, la mattanza dei ragazzi, e Messina agguato davanti a un bar, ucciso un 16enne, Napoli freddato un 18enne, i killer miravano ad altri. Meloni giustizia rapida, un orrore, qui parla appunto la Presidente del Consiglio. In Italia 6 milioni di armi illegali, questo è un numero importante. Il numero 1 di Sinner, eccolo qua, che ha trionfato al torneo di Parigi e si riprende la testa della classifica ATP. Adesso andiamo a vedere il Messaggero, perché il piano casa, eccolo qua, ci sono i fondi, l'intervista al ministro Foti, la revisione dei programmi dell'Unione Europea per le regioni porterà 890 milioni di euro, politiche abitative triplicate, PNRR aggiorni il via libera di Bruxelles alle correzioni dell'8ª rata. E poi qui il titolo che riguarda i fatti di Capizzi, Messina, esecuzione stile Gomorra, ma sbaglia la vittima, blitz con padre e fratello, 20enne apre il fuoco sulla folla al bar, freddato un giovane di 16 anni. Vedete, il riferimento è su tutti i quotidiani nazionali. Vediamo un po' di quotidiani, diciamo, di connotazione politica. Eccolo qua il Giornale, svolta sulle case, il governo vuole sfratti più veloci, per i proprietari un danno da oltre 1 miliardo l'anno, 1 miliardo di euro l'anno, arriverà la norma stretta del governo, ci sarà un'autority ad hoc, Fratelli d'Italia ha messo a punto una proposta di legge per semplificare le procedure di allontanamento per gli affittuari morosi da almeno 2 mesi consecutivi affinché possano tornare liberi. E poi sempre sul Giornale Sinner, re di Parigi, si riprende il numero 1. Andiamo e cambiamo quotidiano. Libero, io giudice, qui l'apertura è dedicata alla riforma della giustizia, io giudice vi racconto perché l'Associazione Nazionale dei Magistrati ha paura, il magistrato sostengo la riforma, spero che altri colleghi mi seguano. E poi il sorteggio del Consiglio Superiore della Magistratura fa fuori le correnti e risponde anche diciamo, alle critiche che vorrebbero i pubblici ministeri diciamo, assoggettati al governo. Il giudice Luigi Bobbio dice è una balla, quindi attenzione. Diciamo anche qui l'intervista a Libero, insomma, che in qualche modo dà e fornisce altre motivazioni, lo ricordo, al fronte del sì, perché poi ci sono i motivi del no che sono espressi, diciamo, anche da altri magistrati. Andiamo a vedere ancora altri quotidiani. La Verità, parla il ministro Zangrillo, abbiamo alzato gli stipendi nonostante Landini e la CGIL, il ministro della Pubblica Istruzione rivela l'accordo per 150 euro in più ai dipendenti. CISL poi racconta di questa spaccatura tra i sindacati. CISL e UIL vogliono fare l'interesse del paese e di 1,6 milioni di lavoratori, altri invece usano il sindacato, il riferimento è a Landini e alla CGIL, per fare politica. E Trump invece dalle pagine della Verità apre un altro fronte di guerra alla Nigeria, basta ammazzare i cristiani altrimenti vi invado. Il Tempo ancora continua la sua diciamo, personale diciamo, campagna contro le infiltrazioni islamiste nelle moschee milanesi, fuori dalle Propal, dopo il comizio sulla pena di morte per i collaboratori di Israele e le accuse ai giornali fascisti, nuova bufera su Hanun, e da Fiano a Renzi, da Calenda a Fassino, anche la sinistra si schiera contro il leader filo Hamas e fuori dalla democrazia. In chiusura vi faccio vedere di questa prima parte di rassegna stampa il Sole 24 Ore, criminalità, più furti e rapine e reati di droghe, colpite le grandi città. Questo è un titolo ovviamente che fa riflettere, soprattutto perché arriva dal quotidiano di Confindustria. Nel 2024 illeciti in crescita dell'1,7%, da Milano a Genova, 7 aree metropolitane nei primi 10 posti per le denunce in rapporto ai residenti. Chiudiamo con il Fatto Quotidiano, che riprende diciamo, lo scoop di Report, il garante della privacy Ghiglia, diciamo, visto negli uffici di Fratelli d'Italia, il garante, quindi scandalo privacy, Ghiglia prova a oscurare lo scoop su lui e Arianna, sembra che i due insomma, si fossero visti per parlare appunto della questione del ministro Sangiuliano, della telefonata tra la moglie e l'ex
ministro San Giuliano, prima la bomba e ora la diffida, Report resiste al bavaglio di Fratelli d'Italia e va in onda. E qui c'è la foto di Ranucci in prima pagina. Vediamo in chiusura il Domani, il quotidiano del Domani. Mosca e la strategia del freddo, droni per congelare l'Ucraina, quindi qui ci spostiamo invece sul conflitto tra Russia e Ucraina. Mosca sta colpendo le infrastrutture per fiaccare lo spirito degli ucraini alle porte dell'inverno, l'affondo russo su Pokrovsk e poi il Cremlino spiega che un summit tra Putin e Trump non è urgente, lo abbiamo letto anche attraverso altri quotidiani. Ci fermiamo, piccola pausa, ritorneremo subito dopo con i quotidiani regionali. Rientriamo in diretta con la seconda parte della nostra rassegna stampa. Cominciamo a sfogliare i quotidiani regionali, che ovviamente hanno quasi tutti, anzi tutti, un racconto più o meno particolareggiato dei fatti di Capizzi. Eccolo qua, la Sicilia, prima pagina di oggi, morire per sbaglio, questo è il titolo, con la foto del povero ragazzo ucciso, il sedicenne morto in un agguato, ma non era lui il bersaglio, il killer a 20 anni, fermato con il padre e il fratello che erano in macchina con lui è sceso, secondo il racconto, ha cominciato a sparare davanti appunto a questo bar. Tutte le altre notizie di prima pagina sono notizie, diciamo, che riguardano la cronaca nazionale, dalla guerra ai narcos alla restituzione degli ostaggi da Gaza, diciamo da Hamas verso Israele, poi gli affitti per morosità e gli sfratti rapidi che abbiamo già visto, e poi lo sport con Yannick Sinner che trionfa a Parigi e torna re del mondo. Quindi questo è il racconto della Sicilia in prima pagina. Andiamo a vedere anche le altre prime pagine sulla notizia, diciamo, dell'agguato a Capizzi, tragico agguato a Capizzi, ucciso per sbaglio a 16 anni, Giuseppe Di Dio è stato colpito davanti al bar del piccolo centro dei Nebrodi, inutile la corsa in ospedale, ma l'obiettivo del killer, accompagnato da padre e fratello, tutti arrestati, non era lui. Adesso ci cerca di capire chi è. Questo è il Giornale di Sicilia. Andiamo a vedere la Gazzetta del Sud, quotidiano di Messina. Follia a Capizzi, un sedicenne ucciso per errore davanti a un bar. Giuseppe Di Dio, studente all'alberghiero di Troina, era in compagnia di alcuni amici. Allora andiamo a vedere come raccontano, e poi ritorniamo sulle prime pagine, come raccontano i giornali regionali questa notizia. Partiamo proprio dalla Gazzetta del Sud. Eccolo qua, sedicenne ucciso davanti a un bar, non era lui il bersaglio del folle gesto, era un ragazzo buono, solare e spensierato, come tutti i giovani della sua età, coltivava con entusiasmo le proprie passioni e cullava i propri sogni. Sabato sera la sua unica colpa qual è stata? Quella di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, ucciso da un proiettile esploso da un ventenne del luogo, Giacomo Frasconà. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane, già noto alle forze dell'ordine, poco dopo le 22 sarebbe arrivato sul posto a bordo di un'auto assieme al padre ed al fratello, e non appena sceso dal veicolo avrebbe iniziato a sparare alcuni colpi di pistola. Uno di questi ha raggiunto appunto il ragazzo, ferendolo al collo mortalmente. A nulla è valso purtroppo il prodigarsi da parte dei sanitari della vicina guardia medica. Panico, caos ovviamente in paese, stiamo parlando di un paese di 3.000 anime, di 3.000 abitanti, è stata, quindi qua c'è il racconto diciamo del titolare del bar che diciamo, ha subito chiuso le saracinesche, ha detto: stavo lavorando quando ho sentito i colpi di pistola, ho visto i ragazzi precipitarsi all'interno del locale, è successo tutto all'improvviso, in quei frangenti non ho capito bene cosa stava accadendo, istintivamente ho fatto entrare tutti e ho abbassato la saracinesca. Non oso immaginare cosa sarebbe potuto succedere se chi ha sparato fosse entrato dentro al locale pieno di gente. Questo è il racconto, diciamo, della dinamica della tragedia. Le indagini: è stata recuperata e sequestrata la pistola utilizzata per la sparatoria, la matricola risulta a brasa, le indagini stanno andando avanti per capire il movente del folle raid di cui Giuseppe Di Dio sarebbe stato la vittima accidentale. Non era lui, infatti, secondo le ipotesi, al vaglio degli inquirenti, l'obiettivo dell'agguato. Quindi adesso cercheremo di capire.
Ha scritto anche la Premier parlando di orrore, il paese appunto Capizzi sarà in lutto, quindi lutto cittadino per tutta la comunità, però il sindaco dice da tempo in paese si respirava un'aria pesante, e questo è il racconto della Gazzetta del Sud. Andiamo a vedere la Sicilia, per esempio, mette in pagina anche il sindaco, no? Che dice, il sindaco di Capizzi: mi sento responsabile, ma cosa avrei potuto fare? Si chiama il sindaco Leonardo Principato Trosso, dice: ho fatto il possibile in questi mesi, ho scritto al prefetto per chiedere più controlli, ma siamo l'ultimo comune della provincia, una provincia, quella di Messina, che ha 108 comuni. In questo paesino sui Nebrodi, 3.000 anime, non c'era mai stata preoccupazione, nessuna pressione mafiosa, si vive tranquilli, dice il sindaco. Da quando erano piccoli però questi ragazzi hanno iniziato a comportarsi da bulli, a fare alcuni danni, atti vandalici, ma niente, mi creda, niente che però potesse fare pensare addirittura a un esito simile. Questa è la testimonianza del sindaco. Il racconto lo fanno anche Corriere della Sera, eccolo qua, la Premier Meloni che parla appunto di un delitto assurdo, che mette poi in parallelo questi due casi, quello di Napoli e quello siciliano, la morte di Giuseppe ucciso a 16 anni, l'abbiamo visto, e la morte di Pasquale a terra senza vita, aveva 18 anni, colpi diretti verso il gruppo dei suoi amici, gli spari da uno scooter, le urla, insomma anche questa è una notizia da raccontare. E poi la mattanza mette invece in pagina la Repubblica nel racconto di questo fatto di cronaca: ucciso a 16 anni davanti al bar di un paese, il killer voleva colpire un altro. La mattanza qual è? Quella che sta avvenendo in tutta Italia. Vedete i casi: Perugia, Ostia, a Palermo abbiamo visto a ottobre, l'11 ottobre Paolo Taormina davanti a un pub, scendiamo con le pagine, ancora Monreale il 27 aprile, Bologna il 25 aprile un altro 19enne ucciso, e poi a Napoli un 20enne ucciso il 15 marzo. Quindi vedete quanti casi di morti, di giovani morti, diciamo anche che non c'entravano niente, diciamo, con queste liti dai moventi davvero inutili, stupidi. È davvero difficile da credere. Nel pezzo di Salvo Palazzolo leggiamo, eccolo qua, le parole del primo cittadino che dice: le istituzioni non sono riuscite a tutelare la nostra comunità e a evitare il peggio, già da tempo avevamo segnalato la maggiore attenzione per il territorio. E poi dice: sabato c'era una pattuglia del nucleo radiomobile dell'Arma in giro per Capizzi, i Frasconà, che sono questo l'autore della sparatoria, il fratello e il padre che erano in macchina, di professione sono allevatori, spesso al centro dei controlli, ma c'era un odio che covava dentro di loro. Qualcuno prendeva in giro, sussurra il giovane, l'articolo continua nella pagina successiva e allora lo riprendiamo nella pagina successiva. Qualcuno li accusa, qualcuno dice in piazza del municipio, li accusavano di avere un ritardo mentale, sembra che l'ultima lite sia nata così, ma Giuseppe non c'entrava nulla, era un ragazzo gentile, per bene, ribadisce il dottore che l'hanno soccorso, che l'ha soccorso nella guardia medica, che era appena a 200 metri di distanza dalla parte del bar, da una parte c'era il bar e dall'altra la scuola. Quindi questo è il racconto, diciamo, particolareggiato dei fatti di Capizzi. Proseguiamo con la lettura dei giornali, mettiamo anche diciamo nel racconto anche la violenza che si respira in questi mesi a Ragusa, accoltellato in una zona periferica, situazione sempre più allarmante, la vittima è un pregiudicato colpito da due stranieri che erano su un monopattino, e quindi questa notizia, diciamo, fa il paio con altre notizie di violenza, di risse e di accoltellamenti, e anche, lo ricordiamo, il sequestro a Vittoria che c'è stato poche settimane fa di un ragazzo del quale poi insomma è stato liberato, ma diciamo la dinamica è rimasta oscura, quindi Ragusa diventa un'altra piazza calda in Sicilia. Vediamo invece le notizie che arrivano da Catania. Dietro le esequie del mercato c'è un focus, insomma, che approfondisce questo tema.
dietro le segue del mercato in crescita, il mercato appunto che riguarda le cari estinti. In città sono 118 le ditte di servizi funebri a caratterizzare il trend, l'andamento demografico. E poi a centropagina, nella pagina di Catania, del tomo di Catania, i clochard dei loro amici a quattro zampe hanno un tetto sotto cui ripararsi. Nella nuova struttura di Vestazione sono subito arrivati 19 ospiti, quindi a testimonianza che questi clochard, questi senza tetto che cercano rifugio e riparo in strada, sono spesso accompagnati, insomma, da amici a quattro zampe che non vogliono abbandonare per strada. Quindi questa è una soluzione, diciamo, di buonsenso che si è potuta realizzare a Catania. Andiamo a Palermo invece, eccolo qua. A Palermo invece diciamo, l'apertura della pagina della Sicilia di Palermo è la metro sotto l'albero è quello di Natale, l'anello ferroviario svolta per le due fermate in centro, sprint finale per inaugurare Politeama e Porto entro dicembre. E poi notizie di cronaca: un pusher a 16 anni, fa il pusher a 16 anni, arrestato a Borgonuovo. Una storia che riguarda una ragazza, una manager, organizzatrice di eventi culturali, adesso aiuta i migranti con Mediterranean Saving Human. E poi ancora la galla esulta all'indomani della commemorazione dei defunti perché a Palermo l'emergenza cimiteri è finita. Ritorniamo invece sul Giornale Sicilia, che apre, mette di spalla all'avvertenza dei forestali, previste 369 assunzioni col vecchio concorso. Si procederà a scorrere la graduatoria, nella finanziaria uno stanziamento da 1,2 milioni. E poi lo sport, come abbiamo visto, con le notizie, insomma, messe in prima pagina che riguardano la Serie A. L'ultima partita ieri sera, il Milan aggancia la Roma con una vittoria per 1-0, invece l'Inter vince a Verona. Diciamo anche l'Inter si proietta nelle parti alte della classifica. E poi il Palermo ripensa in grande e si gode lo show di Pierozzi, il Palermo che ha vinto 5-0 contro il Pescara nel fine settimana. Questo è il Giornale Sicilia. Nella prima pagina andiamo e ritorniamo sulla Gazzetta del Sud, perché vi facciamo vedere una notizia che riguarda il ponte prima di chiudere. La Gazzetta del Sud, nelle pagine di Messina, scrive: flash mob, sì, ponte della Lega. Quindi la Lega che si alza, comincia a protestare al contrario contro il no della Corte dei Conti. Invece il fronte del no diciamo, si rafforza, e adesso oltre allo stop al ponte vuole anche lo stop e quindi lo scioglimento della società Stretto di Messina, giudicata da sempre un grande carrozzone che sperpera risorse pubbliche. Con questa notizia noi chiudiamo la rassegna stampa di oggi, vi ringraziamo per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata a tutti.